Cari amici, buongiorno e benvenuti alla sesta puntata dell'ormai famosissimo Rotocalco Vini Sardi nel mondo. Allora, ci troviamo in Danimarca, siamo a giugno 2017 vicino ad Aarhus, nella parte ovest della Danimarca. Siamo all'ipermercato Fotex, grandissimo ipermercato, e siamo nella zona dei vini. Come vedete ci sono i vini italiani ai quali hanno dedicato ben 7 colonne di vini, addirittura 3 in più dei francesi. In tutte queste colonne di vini ci sono come al solito svariate marche: Nebbiolo d'Alba, Passori, Barolo, Amarone, poi il capolavoro. Che cazzo è questo vino di capolavoro? Boh, non si sa. Bersano, 4 uve, qui c'è praticamente un mezzo monopolio di Valpolicella, poi qui abbiamo Montepulciano, poi Chianti Classico, vari Chianti, eccetera eccetera, Ruffino, Brunello di Montalcino, Poliziano, allora il discorso è sempre lo stesso, con tutti i vini sardi ottimi che abbiamo non c'è un vino sardo. Non si riesce a esportare niente, non si riesce a vendere niente. Pensate che qui, guardate qui, un Brunello di Montalcino ve lo vendono a 219 corone. 200. È sempre un prezzo non indifferente, assolutamente. Qui per esempio abbiamo il Greppone Mazzi, che è sempre un Brunello di Montalcino, che ve lo vendono, vedete, a 300 corone. Devi dire quanto è? 40 euro. Sì, più o meno sono 40 euro, quindi insomma c'è un Turriga qui, ma quanto lo pagherebbero? Ma lo pagherebbero veramente vagonate di soldi, perché vini così buoni non hanno l'opportunità di assaggiarli, mentre purtroppo in Sardegna non si riesce a esportare. I grossissimi clienti sono, come ripetuto tante volte, il famosissimo zio Gavino di Ortacesus, e punto, è finito lì. E vini sardi nel mondo anche questa volta non ne abbiamo trovato. Vabbè, ci vediamo alla prossima, grazie di averci seguito e arrivederci.